Buonasera, ultima edizione del telegiornale. Andiamo avanti, dopo devono salire le persone. Grazie della collaborazione. Se sono di colore rosso sono femmine, se sono di colore giallo sono maschi.
Quello deve fare qualcos'altro. Esatto. No, perché por ahí no entra la cazuela, ahí no existe el país. La Sunrise. Buonanotte di la Sunrise. La grana, prima che la grana. Più bonito della sua casa. 4,80. Andiamo a parrocchia Santa Maria che devi stare qua e stiamo La parianza è una parola, questa qua incomincia a scavare, quindi dopo Dove cantano? Là dentro. Muri, muri. Nelle calli, a Venezia, li senti addosso. Ti sono vicini e camminando, a sfiorarli con la punta delle dita, puoi percepire gli intonaci sfarinati, la porosità dei mattoni di argilla cotta e il sale che si accumula nelle fessure. I muri di Venezia mostrano sulla propria superficie le tracce del tempo. Condividessimo lo stesso linguaggio, potremmo conoscere la loro storia e anche la nostra. I muri sono testimoni del nostro passaggio distratto e frettoloso, a volte addirittura affannato se il vaporetto è in partenza dall'imbarcadero in fondo alla calle. I muri, con un mix di pazienza e curiosità, ascoltano tutto: le risate, i litigi, i pettegolezzi, gli aggiornamenti dopo il lavoro. I muri vedono le buste cariche della spesa, i cani a passeggio, i vestiti scelti con cura il giorno dell'esame. E i muri sorridono, senza giudizio, di fronte a qualche primo bacio impacciato o di fronte al rientro di qualche vicino che
con un passo malfermo si dirige verso casa dopo una serata con amici. Soltanto di notte, forse, quando la città dorme, per orecchie molto fini è possibile ascoltare il parlottio dei muri che tra dirimpettai commentano i fatti più salienti della giornata. Si dice che a Venezia ci siano molte persone con gli occhi azzurri, o meglio, ceesti. Per qualche strano fenomeno, pare che nessuno sia mai riuscito a contarli tutti, né a capire quale sia la vera ragione dietro questo fatto. Resta ancora da stabilire se sia solo una diceria dei viandanti di passaggio, una leggenda che racconta di invasioni di popoli lontani, un'illusione data dal mare, o se sia la verità. Ieri mi sono comportata male nel Cosmo. Ho passato tutto il giorno senza fare domande, senza stupirmi di niente. Ho svolto attività quotidiane, come se ciò fosse tutto il dovuto. Ispirazione. Espirazione. Un passo dopo l'altro, incombenze, ma senza un pensiero che andasse più in là dell'uscire di casa e del tornarmene a casa. Il mondo avrebbe potuto essere preso per un mondo folle e io l'ho preso solo per uso ordinario. Il cosmo esige qualcosa da noi, un po' di attenzione e una partecipazione stupita a questo gioco con regole ignote. È tutto sopito di prima mattina.
nei gesti abituali l'attesa, nei movimenti l'attendere, con uno scopo comune. Sembra quasi che si debba dare fiato alle pietre perché possa trasudare il respiro millenario che fa di un luogo il luogo nel quale si riesca ancora ad abitare. Veni Eziam, pare di sentire in sottofondo, ed è il suono più suadente, eppure è un suono sibillino. Mane mecum, invece, rimani con me e non temere, è la forza dei gesti umili, così in sintonia con la foresta che sostiene la città. La vita si specchia nei luoghi. Chi li consuma, chi li cura. Le piccole cose hanno l'aria di nulla, ma ci danno la pace. Gioca il piccolo dell'ultimo. Ah, vedi che è il putello dell'ultimo. Ciao. Va bene un'altra cosa.
see Dr. Rogers and say, my son's away and he's come with this thing again, I'm concerned. Okay? Yes. Bravissimi. Insieme. Ok. Riprendiamo il nostro passo, nonostante le onde. Pensando al corpo interno, vicino al corpo. Sì. Sì. Thank you.